Buongiorno, sono Cristina Cavinato, vice sindaco del comune di Piazzola sul Brenta. Allora, vi riporto la mia esperienza personale del fiume Brenta. Io sono nata a Tremignon, una frazione del comune di Piazzola sul Brenta, una frazione che è divisa in basse e alte. Per noi esiste Tremignon Alto e Tremignon Basso. E le basse di Tremignon sono tutta una zona di Tremignon che è sorta lungo il fiume Brenta. Il fiume Brenta per me rappresenta la mia infanzia, rappresenta la mia storia, rappresenta ciò che io, ma anche noi di Tremignon, ma anche noi del comune siamo, perché noi siamo un comune che è sorto lungo il Brenta, la nostra storia ci è portato lungo il Brenta. Tra l'altro è un collegamento che collega tutto il comune, perché da Carturo fino a Vaccarino noi siamo collegati dal fiume Brenta. Credo che io, come anche i ragazzi che ho di fronte, Io ci sto a far fatica, ma anche i cittadini di Piazzola, abbiamo passato la nostra infanzia in Brenta. Ai miei tempi proprio facevamo anche il bagno ed era il mare di allora. Quindi questo è il Brenta per me, ma anche per i cittadini di Piazzola sul Brenta. Piazzola ha aderito all'iniziativa Life Brenta perché, ripeto, il Brenta per noi è la nostra storia ed è la nostra risorsa. E valorizzare il Brenta significa valorizzare il comune di Piazzola sul Brenta, valorizzare quello che è l'importanza dal punto di vista geografico, un fiume che da sempre ci accompagna nella storia, ci accompagna nella nostra quotidianità. Noi siamo in una posizione del Brenta molto bella, cioè il Brenta comunque resta un fiume bello, ha delle zone che sono uniche, splendide, da valorizzare, quindi il comune valorizza queste zone che sono uniche nella loro forma, nei loro colori, nei loro habitat, nella loro struttura generale. Insomma, è un fiume che va sicuramente valorizzato e Piazzola c'è. Con Io ci sto a far fatica, quest'anno personalmente ho anche insistito molto su questa pulizia sia di alcune zone di Piazzola ma anche del fiume Brenta, perché spero che i cittadini di domani, quindi i ragazzi che ho qui di fronte, siano migliori di noi adulti. Educarci a non buttare i rifiuti pensando che il pubblico non sia casa mia, che il suolo pubblico non sia casa mia, è un atteggiamento che è sbagliato e credo che i ragazzi cresceranno invece con l'idea che il mondo è casa e che buttare un rifiuto in Brenta significa buttare un rifiuto a casa mia, come se lo buttassi dentro la mia camera da letto o dentro la mia cucina. Sono due le questioni in cui il messaggio che voglio lanciare appunto con questo video, ma anche ai ragazzi che sono qui di fronte. È brutto quando uno butta un rifiuto fuori dal finestrino, la cicca, la carta, ma è brutto anche quello che passa, vede che c'è il rifiuto per terra e fa finta di niente e non lo raccoglie. Noi abbiamo fatto pulizia, abbiamo sistemato questo tratto che era di nostra competenza e ci impegneremo anche a ripetere queste operazioni. Abbiamo fatto anche con le giornate ecologiche. Il messaggio che oggi lancio è proprio questo: il mondo è casa nostra, i rifiuti in Brenta non si buttano e se vedi anche un rifiuto per terra raccoglilo. Ecco, questo per rendere il fiume, ma per rendere tutto il territorio un bel territorio.